La differenza c'è e si vede: lampade pulite, ragnatele tolte. Questa mattina Bassano del Grappa si è risvegliata con la piacevole sorpresa di riavere un ponte vecchio tirato a lucido. Insomma, adesso sì che la famosa cartolina dal ponte si può spedire giusto in tempo per gli auguri di Natale. Certo, ce n'è voluta, con tantissimi cittadini che quasi giornalmente ci chiedevano di fare qualcosa per ridare decoro al monumento nazionale. Detto più volte, ma alla fine fatto, e fatto anche bene. Qualche ragno non ha gradito e ha deciso di cambiare casa, altri invece sono rimasti lì, pronti a ricostruirsela una casa, perché chiaramente le ragnatele torneranno, ma Ci voleva tanto, bastava un'impalcatura, 3 persone e risolto il problema. Tutto ok. l'impegno dell'amministrazione è di prevedere qualche giornata in più di grandi pulizie nel 2024, perché in fondo basta questo per far tornare il sorriso ai passanti che adesso guardano in su e dicono: Diciamo che è quello che merita, perché alla fine abbiamo un monumento di un certo valore e merita anche di splendere, diciamo. Quindi decisamente pulito è sicuramente un'altra cosa, è molto meglio. Intanto, foto fatta e cartolina pronta a fare il giro del mondo con l'immancabile scritta: saluti dalla bella Bassano.